Si procede ora ad alzabandiera. Secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinem miserationem tuarum, dele iniquitatem meam. Amplius lava me ab iniquitatem meam, et a peccato meo munda me. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me semper. Ibi soli peccavi, et malum corante feci, ut justificeris sorbonibus tuis, et vincascum iudicaris. Eccenim in iniquitatiibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Eccenim veritatem dilexisti, incerta ed occulta, sapientiae tue manifestasti mihi. Se poi guardiamo i numeri, credo che non si debba aggiungere altro. Solo la città di Biella ha 500 ragazzi giovani. E qua si capisce qual è stato il sacrificio per il popolo italiano in questa guerra. Però delle guerre forse è meglio dimenticare gli aspetti più terribili. Teniamo la parte buona. E la parte buona è stato questo sentimento di unità nazionale che io credo non dobbiamo mai dimenticare. Perché tante volte compaiono delle spinte, delle pulsioni egoistiche, individualistiche, di autonomia esasperata. Ecco, io credo invece che si debba sempre ritornare a questo concetto fondamentale dell'unità. E che credo che Biella e la comunità sarda a Biella ne sia un esempio di integrazione, di solidarietà, di amicizia, mantenendo la propria identità, perché l'identità è un valore, le proprie tradizioni sono un valore, la propria lingua è un valore, che non devono mai essere dimenticate e perse, ma che non impediscono di vivere bene insieme, di prosperare insieme e di crescere insieme. E questo credo che sia il messaggio più importante che noi dobbiamo portare dentro di noi e dentro le nostre case. Grazie a tutti dell'ospitalità. Mi associo a Giambattista Saiu. Viva la Sardegna, viva Biella, viva l'Italia. Grazie. Ora, due donne del Granno si avvicineranno al monumento che ricorda i caduti sardi e i caduti biellesi. Sulla pietra è scritto: agli intrepidi sardi della Brigata Sassari, nel comune ricordo dei 13.602 figli di Sardegna e dei 523 giovani biellesi caduti per l'unità d'Italia. Le donne del Granno inizieranno a disporre in cerchio lungo il perimetro del nuraghe, per procedere poi all'antica benedizione con il grano. In nome del suo Babbo e del suo Figlio e del suo Spirito Santo. Amen Gesù.
sa pague, sa caridade, sa vida de Deus Padre nostro, de su Senhor nostro Jesus Cristo, sia com tutto a voi. Pregamos. Babbo nostro che nos ha dato su cielo, so injeddos, frate nostro su sole e sore nostra sa luna, su fuoco, su vento e sabba, sa terra con fruttos, padros e flores. Beneiche, questa pedrasa, che abbiamo porto in ammento di tutti i frati nostri che hanno fatto sacrifici di questa giovane vita in soro per il bene di questa nostra terra, manna italiana. Ti lo pedimos in nome del suo Figlio Gesù Cristo e del Spirito Santo. Amen, Gesù. Ora si procederà anche alla benedizione delle bandiere e nel mentre il trombettiere di Sunuraghe Paolo Martinelli eseguirà l'inno della Brigata Sassari di Monios. Ora i fucilieri di Sunuraghe spareranno le salve. Il Circolo Sunuraghe ringrazia le autorità, i soci e tutti i convenuti qui presenti. La manifestazione è sciolta per continuare con il pranzo sociale nei saloni del ristorante Vida Loca di Biella. Grazie a tutti.